Siamo pronti per lo spettacolo della Formula 1. È il momento del Gran Premio di Cina qui a Shanghai. Siamo sul delta del fiume Yangtze oggi, sede delle 16 curve che compongono il circuito internazionale di Shanghai. Il 54% di questo giro da 5 km e 4 viene percorso full gas e viene raggiunta la velocità di circa 320 km/h lungo il rettilineo, specialmente se si utilizza il DRS. A condividere con noi le emozioni della gara di oggi c'è Luca Filippi. Grazie per essere qui, Luca. Come vedi la gara di oggi? Quali sono le condizioni del circuito? Mi sembra faccia piuttosto freddo, per cui sarà difficile mantenere le gomme alla temperatura ideale per ottenere la massima aderenza. Quando la pista è fredda si fatica a tenere alta la temperatura delle gomme e questo naturalmente riduce il grip e può portare a commettere errori. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Quindi il resto della griglia: Vettel, Albon, Daniel Ricciardo e Sainz, Norris, Perez, l'uomo della pioggia, ed Esteban Ocon. Bottas ha preso una penalità in griglia di partenza. Kvyat, Lance Stroll e Leclerc, Raikkonen, Grosjean, Kevin Magnussen e George Russell. Ghiotto, Latifi, Gasly e Antonio Giovinazzi parte dall'ultima fila. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Incredibilmente siamo noni in griglia. Allora, la qualificazione l'abbiamo conclusa a 11esimi, quindi fuori dal Q3, ma le penalità di Leclerc e Bottas ci hanno regalato un meraviglioso. Non ho posto, non ho parole signori, non ho parole. Strategia di gara, direi di andare così. Sinceramente siamo tranquilli e ok. Sì, non vado a rischiare, sono messo bene, quindi non ho bisogno di forzare strategie. In caso, dopo vediamo cosa succede durante la gara. Mi dispiace che mi sono dimenticato di registrare la parte del quartiere generale, quella bella, dal prossimo video torneranno, ogni tanto sono i vaneggi comendiani. Buono raga, andiamo. Gran Premio. Ho messo le soft. Visto che sono comunque nella top 10, preferisco avere se gomme e lottare, se no so cazzi. Super partenza intanto, Gran Premio della Cina, madonna che... Raga, partenza ma mostruosa. Partenza inaudita. Siamo settimi. Ho fatto bene perché ho pensato i primi 10 tutte quante le soft, rischiavo di perdere veramente tantissimo. Il meteo da tempo nuvoloso ma senza pioggia, quindi solo nuvoloni, ma secondo le previsioni non piove. Norris ci supera, però ha fatto benissimo a mio parere, perché comunque io avevo le medie perché comunque sono qualificato 11esimo dopo le penalità di Leclerc e Bottas. Hanno fatto il resto, però meglio avere le soft e lottare. Bottas, ciao. Bottas mi ha veramente umiliato qua, Va bene così. Ok baby. Vedo di arrivare a livello 5 per poter mettere la livrea nuova. Voloni minacciosi però, Nuvoloni minacciosi. Primo giro è andato molto bene, siamo rimasti noni. Era chiaro che Bottas. Manca Leclerc però l'appello, Dov'è Charles? Dov'è il piccolo Charles? Devo una cosa. Previsioni del tempo. Il radar suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 minuti. What? Attenzione, le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Cioè, quindi mi stai dicendo che il meteo dava nuvoloni senza gocce di pioggia e invece piove? Quindi il meteo, cioè le previsioni meteo
errate, ma c'è mai stata sta cosa? Cioè veramente non l'ho mai notata. Boh, adesso vediamo comunque. Comunque le nostre previsioni davano solo nuvoloso. Il mio ingegnere di pista invece mi ha detto che tra 5 minuti inizierà a piovere. Vediamo. Sono proprio curioso. Tanto ne stiamo andando molto bene. Siamo in zona punti con veramente un buon ritmo. Mai cominciato così su F1, soprattutto a sto livello di difficoltà. Per guardare la mappa ho rischiato di andarmene a fanculo. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS Ok, baby. se sei a meno di un secondo dalla... Che bella sta curva, pericolosissima nel primo giro, ma bella in generale. E così, insomma, previsioni che danno. Previsioni del tempo. La pioggia dovrebbe Sì, arrivare sì. da un momento all'altro. Non ci voglio credere. Sembrano le più veloci per ora. Non so se non ho mai notato se sta cosa si sia mai verificata in un altro F1, però comunque, cioè, sono senza parole, non so cosa dire. Cioè, sotto il video commentatemi, insomma, se sta cosa era presente anche nelle scorse edizioni di F1, ma abbiamo visto la strategia dava solo nuvoloso, tutta la gara nuvoloso, ma senza gocce di pioggia, e invece piove. Non ho parole, Beppe, non ho parole. Noi stiamo girando comunque con un bel ritmo, belli come il sole. Mi scuso ancora che non ho messo la parte del quartier generale, ogni tanto mi dimentico perché non sono abituato, che ci sono due fasi distinte. Ho fatto l'evento con la Red Bull, è andato bene, mi sono preso un po' di soldi, non faccio vedere gli eventi perché fanno un po' cagare, però cazzo, ho dimenticato un attimo Ok, hai perso una posizione. Siamo sotto. la modalità sorpasso. Ok, non ho rotto niente, sì, no, ok, non ho colpito, ma con male. Tanto qualcuno va già ai box, Vettel già ai box, mi sembra un po' presto. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri. Piove? Non ci credo, piove veramente? Piove? Previsioni meteo errate, pazzesco. Previsioni del tempo. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. E voglio sapere quanto dura. Non ho parole, comunque i componenti. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Ok, via libera. Giovinazzi fuori. Al safety car. Se- Virtual safety car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Virtual safety car e piove anche. Stavolta non esce la safety per la quarta volta. Ma entra la virtual. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Giovinazzi fuori, il mio avversario sta guidando molto bene, poretto. Quanto dura? La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per finire. Ok, Attendi la bandiera verde. buono. Le condizioni della pista non stanno migliorando. Decidi se vuoi montare gomme da bagnato nel prossimo pit stop. Già. No dai, noi siamo cagate. Ok, è uscita una virtual, comunque pazzesco, il meteo è errato, previsioni meteo sbagliate, piove, non doveva piovere, incredibile, siamo quarti comunque, pazzesco. Il distacco dalla vettura davanti è 3,6 secondi.
Sì, la pioggia per il momento è leggerissima. Tracciato ancora praticamente asciutto. Io continuo così. Abbiamo Ocon con le medie che rompe i maroni dietro. In questo momento forse gira più veloce lui perché ho le gomme comunque usurate. Settimo. Delle gomme ancora ottime. Vedo. Ok. Attenzione Ocon. L'Aleno è più veloce, attenzione Ocon. Si è buttato ma il Cume ha chiuso la porta. Attenzione ragazzi, vado in testa, questa è una bella cosa, almeno a livello morale. Siamo primi raga, mi viene da ridere ma siamo in testa. Io voglio un attimo capire se previsioni del tempo. Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Le gomme da asciutto sembrano Un po', almeno quindi 15-20 minuti dura. Ok, no, non ho parole ragazzi. Previsioni sbagliate. E intanto noi siamo in testa. Fatto benissimo a metterle soft. Si parte dai primi 10. Ok. Madonna, sto andando alla grandissima. Faccio un altro giro. Più sto in pista meglio è. Però mi sembra ancora tanto presto, l'asfalto è veramente strasciutto. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Tanto mi ha fatto un giro in testa e godo. Non durerà tanto, però gli sponsor saranno contenti, porca paletta. In questo momento la proiezione mi dà 19esimo però, Sì. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Le gomme da asciutto A sembrano lungo. indicate per ora. Mettiamo le medie però. No le hard, perché secondo me dopo andiamo di intermedia. Questa è la mia scelta, raga. Sì, ho la gomma finita. Ho la gomma finita. Questa la prendo non proprio al top. Tanto andiamo ai box. Box. E adesso vediamo. Verstappen al fastest. La pioggia è sempre leggera ma c'è. Vai ora. È vero, proiezione corretta. Un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Ho sbagliato tutto allora qua. Leclerc 17esimo. Sono sconvolto.
Beh, probabilmente tanti devono ancora andare ai box, però non mi aspettavo così indietro, 19esimi. Magnussen ultimo. Ok, anche loro hanno messo le medie comunque, perché è chiaro che andremo di intermedia, secondo me intorno al cui forse, boh, se va avanti così piano, forse il 15esimo, 16esimo giro, forse. Bisogna vedere. Mi ha detto una cazzata biblica, però mi sembra che la pioggia sia poca roba ancora. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Sì, sì. Previsioni perfette. Tanto nessuno va ai box. Ok, distanza dal compagno. Secondo me quelli più lenti sperano di... Mamma mia, mamma mia. E Latifi è servito. Se mi accaccia anche di Perez, ma Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. è un avversario leggermente più forte. La Racing Point è una signora scuderia. Però no, non ce la faccio, rischio solo di ammazzarmi. Però il cume pompa. Stare molto attenti perché non voglio fare errori. La gara comunque è ancora in mano nostra per la zona point. Bisogna capire dopo con la pioggia. Ho fatto le prove libere con la pioggia, però non mi aspettavo proprio in gara roba del genere, anche perché non era previsto, Fiori. Questo che mi rende tutto così curioso e bellissimo. Però la forse è un bel passo, perché sto comunque guidando bene per i miei standard. Però la Racing Point ha ancora qualcosa in più. Vediamo adesso. Comincia il valzer dei box. Il distacco dal tuo compagno avanti a te è 3. Oh, Perez, mi avvicino, mi allontano, mi avvicino. Più forte la Racing Point, purtroppo è così, non c'è nient'altro da dire. Le gomme ci sono. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Non capisco. Pioggia veramente leggerissima. A questo punto forse non ci serviranno le intermedie. Boh. Vedremo, non lo so sinceramente, non so che dire. Noi stiamo guidando molto bene. Però non abbastanza da prendere Perez. Siamo ai box, qua la situazione non cambia del meteo, a sto punto vado con le soft per l'ultima parte, ma mi è costata molto questa. Vai. Mi è costato molto aspettare. Spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Non vado neanche in zona punti. Che bello. Ma rimango basito, veramente situazioni, previsioni meteo, boh.
Cioè piove dal quarto giro, però leggera, non riesce a bagnare la pista. Speriamo bene. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Sì, tutta la gara. Però non va a intaccare la pista, nel senso comunque è leggermente bagnata, ma non dà problemi. Va bene. Il problema è che ho 7 giri per fare una piccola rimonta, ma non andare a punti oggi è brutto. La batteria è carica, usa il pulsante sul basso. Ah, secondo me non mi serve. Mamma mia, come mi ha chiuso! Mi voleva chiudere per benino, eh. Le condizioni della pista non stanno migliorando. Decidi se vuoi montare gomme da E adesso? al prossimo pit stop. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,5 secondi. Ok. Adesso anche Russell è servito, ma incredibile. Non ho veramente parole. E vai i soldi che spendiamo per la rottura dell'ala. Come mi ha chiuso Russell, signori. Siamo 16esimi, molto indietro. Distacco dall'auto davanti. Qualificati 11esimi. Noni, grazie alle penalità, però. Non sembra bastare. Purtroppo ho sperato nella pioggia, ho sentito sta cosa della pioggia, ho detto boh, stiamo in pista di più. Nella speranza di fare un pit in meno invece. Qua ce ne possiamo prendere qualcosa. Un po' aggressivo, ma chi se ne fotte. Ci stiamo provando, dai. Ruotata e basta. C'è andata anche bene. Anche se queste condizioni mettono le auto in difficoltà, fermandoci ai box per mettere le gomme intermedie diventeremo troppo lenti e le bruceremo. Cerca di continuare così per adesso. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma che medie. Siamo 14esimi. Ok ragazzi, ultimo giro, alla fine la pioggia non ha influito. Cioè pioggia leggera ma non ha bagnato la pista. Quindi insomma le previsioni tutto sommato non sono né vere né giuste né sbagliate. Ha piovuto ma non sono servite alle intermedie. Noi siamo 13esimi, alla fine paghiamo rimanere in pista più a lungo nella speranza di avere sta benedetta pioggia. E niente da fare. Non andiamo in zona punti. E qua sì, perdiamo una bella occasione dopo una bella qualifica. Comunque in ogni caso previsioni meteo a cazzo proprio. Vince Gigi, stravince Gigi. Stravince Gigi Hamilton. Perché lui è un po' Gigi. Vai. Finisce con un balordo 13° posto.
che proprio non mi soddisfa. Anche se i miei obiettivi li ho raggiunti, davanti al Giovi e davanti a Ghiotto. Salutiamo il pubblico, 13° posto. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Vabbè, Leclerc è pilota del giorno, bravo. È una prestazione da andarne fieri. Vabbè, La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre una grande emozione. vince Gigi, festeggia. E champagne. Prima gara senza safety car. Solo una virtual per il ritiro di Giovinazzi. Arriverò a livello... Yes, livello 5. Molto bene. Nella prossima cosa cambiamo Dopo anche questa livrea. gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Giravo 1.39.1 e... Ma il campionato ora si prospetta più Sì. interessante. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Charles Leclerc ha dimostrato a tutti di avere la Costruttori siamo forza noni, Haas e Forse Williams magari ancora a perfetta, sono quota rimasto a 0. bocca aperta. E passiamo ai costruttori. La Red Bull aumenta ancora i punti. Mamma mia. Ho fatto un po' di sonno, ragazzi, sono le 2 di notte. Bene. Qua aumentiamo, benissimo. Niente, anche questo. Vai. Raga, un saluto del comandone veneziano. Adesso vediamo di sistemare la macchina, mettere lo sponsor in più e niente, cioè... Mi dispiace, se sono sincero, potevamo fare anche un 8° posto secondo me in condizioni normali. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!